Quest'anno abbiamo acceso l'albero di Natale con una piazza gremita di gente, di ragazzi, delle loro famiglie, con le associazioni, la scuola, la parrocchia, le istituzioni civili e militari appunto, e con tutta l'amministrazione presente. Io per questi lavori ringrazio sempre i dipendenti, gli amministratori che si sono prodigati, che si sono impegnati a realizzare un calendario che sia in linea con un territorio che ogni giorno cresce sempre di più, che è la città della Scala dei Turchi, che è l'emblema di una Sicilia bella, pulita nel mondo e che vuole essere sempre più nella strada della bellezza. Io ringrazio ovviamente tutti coloro i quali hanno partecipato, le Uncinettine, le Ciffine, le varie associazioni, la Fidapa, la scuola, la chiesa, l'ho detto prima, che con uno spirito di squadra, di collaborazione massima con le famiglie e i ragazzi hanno consentito un'accensione che è un segno, vuole essere un simbolo di speranza e di bellezza. C'è un decoro che è una strada che sale verso il cielo e dove c'è una stella, la stella che è una luce, ribadisco, di speranza e di bellezza in un Natale in divenire, dove quest'anno, siamo alla seconda edizione, ci sarà la Sagra Beggia Sicilia dal 17 al 19. Questo perché il territorio di Realmonte l'amministrazione lo promuove con la sua bellezza, con i suoi prodotti, con una identità forte che c'è, che va trasferita alle nuove generazioni che sono il nostro presente, ma saranno la classe dirigente del domani, quindi sono il nostro futuro. A loro la massima attenzione, la massima delicatezza e la dolcezza. Dicevo prima che vuole essere un albero pieno di luci la speranza. Qualche giorno fa abbiamo inaugurato una panchina rossa con le CFine. Questa panchina rossa è stata posizionata di fronte al Mediterraneo, perché a Realmonte pensiamo fortemente che ancora purtroppo ci sia molta prevaricazione di tipo maschile che tante volte sfocia in atti di vera e propria violenza. Ecco, questo albero vuole dire anche no alla prevaricazione, non alla violenza di genere, no a tutti quegli atteggiamenti che non sono sicuramente in linea con un futuro che passa attraverso la legalità, che passa attraverso la cultura, che passa attraverso una vera crescita di tipo anche socio-economico. Quindi ancora una volta nel 2024 con questa piazza bellissima, con tanti ragazzi, con le loro famiglie, con le associazioni, con Don Fabio, con l'amministrazione, noi auguriamo a tutti buon Natale.